l'episodio su cui adesso si sta cercando di far luce, le cause di questa esplosione sono quanto di più lontano uno si immaginerebbe, immagino al mattino quando esce di casa per andare a compiere il proprio lavoro, il proprio mestiere ogni giorno. Insomma, io ho la fortuna di poter parlare con i ragazzi della stazione Carabinieri qua di Zero, ma come qualsiasi altro carabiniere, come qualsiasi altra forza dell'ordine, e credo che ognuno abbia l'obiettivo di fare al meglio il proprio lavoro, ma di tornare a casa alle proprie famiglie la sera. Quindi episodi come questo sconvolgono e lasciano un vuoto incolmabile. Non riesce a trattenere la commozione il sindaco Durighetto pensando al sacrificio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare a Casteldazzano. Piffari, 56 anni, qui a Zero Branco, lo ricordano bene e con grande affetto. Dal 2008 al 2012 era stato maresciallo nella caserma di Via Verga, dove per un periodo aveva anche ricoperto l'incarico di vicecomandante. Originario di Taranto, si era trasferito nel bresciano con la famiglia. Nel 1987 si era arruolato nell'Arma. Era separato e non aveva figli. Da una ventina d'anni viveva a Tre Baseleghe in provincia di Padova. Dopo la perdita, qualche tempo fa, della madre, aveva instaurato un forte legame con i suoi vicini. Come un figlio per noi, ecco. Vi posso dire che è l'uomo più buono del mondo, sensibile, amante di tutte le cose belle, dalle piante ai gattini che ne ha 5 o 6, uno più bello dell'altro, amante della casa. Ironico, allegro, pronto ad aiutare quando c'erano lavori da fare, così qui ricordano Marco, che sarebbe dovuto partire in missione, ma il destino ha deciso diversamente. Domenica l'ultima volta che la vicina lo ha visto. E ho detto: come mai sei triste? Ha detto: dovevo partire per il Libano e invece ha detto: purtroppo parte un'altra persona al posto mio. Quindi se fosse partito per il Libano non saremmo qui adesso? Sarebbe morto, di sicuro, quello sì. Ed era anche contento della partenza. Il dolore che si respira tra i Baseleghe è lo stesso che avvolge la caserma di Zero Branco, il ricordo dei suoi ex colleghi affidato alle parole del sindaco. Alcuni di loro, tra cui il comandante, insomma, aveva anche lavorato e operato assieme a lui, quindi anche qui appunto il riconoscimento e il cordoglio che naturalmente ha sconvolto tutta la stazione, ma dall'altra parte anche però il ricordo di una persona eccezionale, un collega come mi è stato riferito appunto il comandante, un collega eccellente. Marco Piffari era a comando della squadra operativa a supporto del battaglione mobile di Mestre, reparto speciale che ha il compito di intervenire il più rapidamente possibile in caso di situazioni ad alto rischio, proprio come quella per la quale era stato chiamato con i suoi colleghi a Casteldazzano. Da Tre Baseleghe a Zero Branco, chi ha conosciuto Piffari oggi lo ricorda non solo per il suo impegno in divisa, ma anche e soprattutto per l'aspetto umano che gli aveva permesso di creare nel comune trevigiano un rapporto speciale con la comunità. Purtroppo si tende sempre, come dire, a ricordare in maniera eccessivamente positiva una persona, ecco, in questo caso invece la persona meritava il valore non solo del professionista e del carabinieri, ma soprattutto quello umano è emerso in queste ore in maniera importante.